Quali sono le altre emergenze che secondo lei in Veneto vanno affrontate e risolte? Vinca chi vinca, perda chi perda. Beh, assolutamente la crisi. L'emergenza economica in Veneto ha toccato un livello che ci sta portando indietro veramente quasi di un secolo. Questa terra che stava assorbendo immigrazione in gran quantità potrebbe diventare di nuovo una terra di emigrazione. Anzi, da un punto di vista effettivo, moltissimi giovani per trovare dei lavori, degli impieghi importanti o comunque giustamente retribuiti, equamente retribuiti, sono costretti a trasferirsi. Ecco, noi crediamo che un Veneto di questo genere sia veramente uno scenario da incubo, invece pensiamo che queste risorse debbano avere lo spazio di entrata all'interno del mercato del lavoro in regione, debba essere data soddisfazione a questi bisogni e quindi è importante intervenire da subito con degli strumenti concreti. Bersani ha accusato, Bersani che ha fatto sarà questa sera promessa dei fatti, ha accusato il governo di aver svicolato, di non aver voluto parlare di crisi dell'economia se non 2 giorni fa, mi sembra. Beh, Bersani in Veneto dovrebbe stare un po' zitto perché non voglio difendere sicuramente il governo, ma guardiamo i candidati di centrodestra e centrosinistra. Guardiamo la crisi, non guardiamo i candidati. Sì, no, ma se si pensa di interpretare la crisi con gli strumenti che fino adesso sono stati utilizzati, possiamo stare freschi, insomma. Io direi che la crisi va interpretata con degli strumenti vigorosi, realistici, quindi un fondo speciale per i cassi integrati e soprattutto incominciare a distrarre quelle risorse che vengono utilizzate in cose inutili, distrarle e darle a chi effettivamente ha bisogno, anche per poter sollevare i consumi.